Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Manciano in provincia di Grosseto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze, si trova a 444 metri sul livello del mare e conta poco meno di 8.000 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e gli altri borghi del territorio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Manciano! E con gioia incontriamo il sindaco di Manciano, Mirko Morini. Siamo qui all'interno di questa splendida rocca, all'interno della Sala del Consiglio. Allora, ci presenti lo splendido comune di Manciano? Sì, ha detto proprio splendido perché è un comune meraviglioso che raccoglie tante bellezze. Inizierei col dire sicuramente una natura incontaminata. La ricchezza delle acque termali, credo abbiamo delle acque fantastiche, proprio anche benefiche. Lo riassumerei nel benessere, cibo, arte, storia e cultura. Manciano è un territorio vastissimo, il terzo più grande della Toscana. Si vive sicuramente molto bene perché gode di ampi spazi. Abbiamo una vista incredibile a 360 gradi, riusciamo a vedere dalla parte più alta e non solo tutte le isole, e dalla parte ancora più alta d'inverno riusciamo a vedere anche le montagne dell'Abruzzo. Proprio chiamato Spia della Maremma perché riusciamo a vedere tutto, e questa è una cosa che veramente affascina e coinvolge i numerosi turisti che vengono a visitarci. Poi una particolarità che mi sfuggiva: abbiamo il cielo più buio e più limpido d'Italia insieme a Matera e una località della Sardegna. È veramente una cosa molto molto bella. È un comune dai bellissimi borghi. Sì, direi di sì, abbiamo tante bellezze, Montemerano, Saturnia, Marsigliana la parte sud, abbiamo le capanne, abbiamo tante cose che ci mettono in una condizione di far apprezzare sempre di più le nostre bellezze, e poi veramente la qualità della vita che credo venga riconosciuta un po' da tutti. E tanta storia, perché parlando di Saturnia poi abbiamo la Porta Romana con la Via Clodia e andiamo indietro nel tempo. Sì, molto nel tempo. Saturnia è un fiore all'occhiello, direi, no? Perché all'interno delle mura che sono sorte sulle vecchie mura romane sono mura medievali. Poi Saturnia ha il prestigio della ricchezza delle acque termali che danno grande impulso all'economia di tutto il nostro territorio. Stiamo lavorando anche per far crescere e migliorare sicuramente quello che sono i servizi, tant'è vero abbiamo impostato un'area di sosta in prossimità delle cascate del Gorello, anche per rendere più fruibile e più appetibile proprio il nostro territorio, offrendo comunque un qualcosa che fino a ieri l'altro non c'era. C'è da far tanto sicuramente, abbiamo tanti percorsi cicloturistici, trekking, abbiamo aperto una strada di collegamento dopo 30 anni che da Manciano con una volata si va a Capalbio in campagna, è veramente straordinaria, spero che piano piano se tornerete avrete il piacere e l'onore di conoscerla. Come è molto suggestiva, e noi siamo entrati proprio all'interno, nel cuore, la piazza del Castello a Montemerano. Montemerano è fra i borghi più belli d'Italia. Io lo dico a tutti, tutte vie, viuzze, curato benissimo, e poi abbiamo Piazza del Castello che credo che sia proprio la perla proprio di Montemerano. Tra l'altro viene fatta 2 eventi importanti, la Festa delle Streghe che hanno avuto un successo pazzesco e la Notte Romantica. Abbiamo tante località, se devo continuare abbiamo le Capanne, un piccolo borghettino dove c'è una piazza veramente incantevole.
abbiamo Poggio Murella, il Castello Aquarium, una vecchia cisterna romana che è veramente un'opera straordinaria di ingegneria. Poggio Murella c'è una sagra che a me piace tantissimo perché mi piacciono tanto le lumache, e del Lunghino, che richiama moltissimi turisti. Sulla parte sud abbiamo Marsiliana. Marsiliana è proiettata più in una zona, diciamo, agricola, ma abbiamo il castello del principe della famiglia Corsini. A Marsiliana ormai da moltissimi anni viene fatta una sagra molto importante, che è la sagra della fragola, e abbiamo la frazione invece a nord, dove spesso ci vado perché è rimasta veramente più genuina, San Martino sul Fiora. Ma che cos'è Manciano per lei? Per me, mi commuovo, per me è tutto, è la mia vita, ci sono cresciuto qua. Lo amo talmente in una maniera, non lo so, quindi è difficile anche allontanarmi proprio dal mio paese, dal mio territorio, perché ho detto, ma dove vado? Sto tanto bene qua. Quando sono un po' più stanco vado in campagna, mi rilasso, e quindi ci sono tante opportunità. Poi mi dimenticavo, abbiamo Manciano e Saturnia, due importanti musei, quindi vi invito a visitarli perché sono veramente una perla, una chicca all'interno del nostro comune. E da Manciano si può raggiungere in 20 minuti il mare è bellissimo, quindi abbiamo molta possibilità di offrire tante opzioni. Abbiamo tantissime e bellissime strutture ricettive. Vi invito veramente a venire in questo comune perché credo che se lo meriti, e se lo meritino anche i turisti. Poi la strada del vino. E poi la strada del vino, poi enogastronomia, vini importanti, vini eccellenti, e quindi Manciano è bello. Venite e vi aspettiamo con molto piacere. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Manciano. E l'incontro con Don Fabio Menghini lo facciamo all'interno della chiesa di San Leonardo, che è, diciamo, la parrocchiale all'interno proprio del centro storico del borgo capoluogo, anche se qui a Manciano abbiamo varie parrocchie. Sì, nel comune di Manciano insistono diverse parrocchie, è un comune molto esteso, con molte frazioni, quindi ogni frazione più o meno ha la sua parrocchia. Parliamo di San Leonardo, che è anche il patrono di Manciano. Sì, San Leonardo è patrono di Manciano, il 6 novembre viene festeggiato, è una devozione che si rifà all'antico, in quanto porta dietro di sé anche la storia di una leggenda di Leonardo che appare a un prigioniero nel carcere di Orbetello, il quale era stato arrestato ingiustamente. E Leonardo lo libera. Questo prigioniero si avvia verso Manciano di notte e avvicinandosi sente le campane di San Leonardo suonare. È per questo motivo che la notte fra il 5 e il 6 di novembre a mezzanotte suoniamo le campane. Non tutti sanno poi che San Leonardo è il patrono proprio dei carcerati.
Anche, infatti nella nostra statua qua possiamo vedere Leonardo che in mano da una parte c'è il Vangelo e dall'altro delle catene spezzate, perché lui libera dall'ingiustizia, libera dalle catene. Però qui abbiamo anche la devozione per la Madonna. Sì, sì, abbiamo una devozione per Maria Santissima. Abbiamo diverse statue in chiesa che ci lamentano questo, quindi sì, c'è anche l'amore verso la mamma di Gesù. E qui, sempre all'interno di Manciano, abbiamo un'altra chiesa proprio dedicata alla Madonna. Esatto, la Santissima Annunziata, appunto, alla quale tutta la popolazione è molto devota. È una chiesa più piccola di questa, si trova al crocevia fra due strade. Manciano era la porta di ingresso per il Ducato di Castro e quindi questa edicola, che poi è diventata chiesa, quindi è stata, diciamo, rimaneggiata e in qualche modo ricostruita, porta la memoria di questa parentela con il vecchio Ducato di Castro, che è appunto nel Lazio. Diciamo che è una delle chiese più antiche. Sì, è una delle chiese più antiche e una delle chiese alla quale i mancianesi sono più affezionati, sì. E tra le opere presenti in questa chiesa ne abbiamo alcune realizzate dal maestro del luogo, il maestro Pascucci. Certo, Paride Pascucci è un pittore contemporaneo e in questa chiesa abbiamo l'onore di poter ospitare due sue opere importanti. Una è il Venerdì Santo, che è collocata sopra il fonte battesimale, e l'altra, nella navata di sinistra, la lavanda dei piedi. La particolarità di quest'ultimo quadro è che può essere ammirato da lontano e emergono limpidi i volti delle persone che secondo la tradizione sono ritratti di mancianesi. Se uno lo guarda troppo vicino tutto si confonde e non si vede più nulla. Quindi abbiamo appunto questi due bei quadri che sono di pregio veramente per la nostra chiesa. Senz'altro per quanto riguarda il territorio una chiesa importante è anche San Giorgio a Monte Merano. Assolutamente sì. È una chiesa importante perché porta dentro di sé il pregio artistico di tantissimi affreschi ed è ben curata e ben custodita. È una delle chiese più belle della nostra diocesi. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza di Manciano? Beh, un messaggio di speranza. Abbiamo attraversato periodi bui, la pandemia, adesso la guerra, però confidiamo davvero che con l'aiuto di Dio e con il cammino che stiamo facendo insieme ci sia davvero uno spiraglio di luce. Collegate al mondo della parrocchia ci stanno diverse associazioni che si ispirano appunto al cammino di fede, la misericordia. Qui abbiamo il Scout Acesci, il Manciano 1 che quest'anno sta festeggiando il suo trentennale, e poi c'è tanto volontariato, tante persone ci danno da fare, tanto del bene, e questa è la ricchezza più grande che abbiamo, la coesione tutti insieme nel ricercare il bene gli uni degli altri. Grazie al parroco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Manciano. Incontriamo anche l'assessore al turismo Andrea Caccialupi. Innanzitutto io inizierei con una domanda. Che cos'è Manciano per lei? Beh, Manciano per me è il mio paese natio, è il paese dove dopo anni, diciamo, trascorsi un po' in giro per l'Italia, perché mio padre era un marinaio e mia madre ha sempre seguito mio padre, siamo ritornati a vivere qui nella fase adolescenziale e poi sono rimasto qui perché sono innamorato io del mio paese. Con il sindaco abbiamo visto la bellezza del territorio, però Manciano è anche un comune che vive tutto l'anno con tante manifestazioni. Sì, le manifestazioni diciamo che ci sono quasi 365 giorni all'anno, perché essendo un paese prettamente turistico con il discorso del termalismo abbiamo presenze in qualsiasi periodo dell'anno e quindi diciamo il turista che viene qui gode di un'offerta di manifestazioni molteplici che chiaramente troviamo un po' sparse anche nelle frazioni, perché il comune è uno dei più vasti d'Italia, abbiamo 7 frazioni, ogni frazione con la sua proloco che organizza manifestazioni in continuazione.
l'altro avete un ufficio informazioni proprio all'interno del borgo capoluogo. Sì, questo qui è stato, diciamo, creato ad hoc proprio per dare una offerta e un servizio migliorativo al turista che viene. Manciano va vissuta 365 giorni all'anno. Sì, anche perché ogni periodo poi c'ha anche il suo piatto caratteristico, quindi qui si spazia dalla cacciagione, acqua cotta, sono questi i piatti tipici del nostro territorio. Vogliamo chiudere con un invito? Beh, venite a trascorrere una vacanza, anche breve che sia, nel nostro territorio, perché sicuramente apprezzerete le meraviglie che noi abbiamo durante tutto il periodo dell'anno. Grazie Assessore, noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Manciano. E Manciano è terra di vini, terra di olio, e quindi incontriamo Caterina Tulino, che è la responsabile dell'accoglienza dell'azienda agricola La Maliosa, e siamo qui. Voi fate il vino al naturale e quindi siete un'eccellenza in Italia. Raccontiamo la vostra azienda. Allora, Fattoria La Maliosa si estende per circa 165 ettari qui nel cuore della Maremma Toscana, siamo a pochi chilometri da Saturnia. Produciamo vino naturale e olio extravergine d'oliva biologico, sono i nostri due prodotti, oltre a fare tantissime attività enoturistiche e oleoturistiche per farci conoscere, per far avvicinare poi le persone al nostro mondo, il mondo del vino naturale qui in Maremma. L'azienda è molto grande e i valori principali della nostra attività sono innanzitutto il mantenimento della biodiversità. Come vediamo infatti dal paesaggio non abbiamo solo vigna, abbiamo una moltitudine di alberi di qualsiasi famiglia e specie, tutta la parte dei nostri ulivi storici che sono circa 3.800 piante, poi abbiamo un fiume, un torrente che solca l'azienda addirittura, che è il torrente Stellata, e poi tutta una parte di seminativo, sempre all'interno della proprietà, quindi per noi la biodiversità è il cuore fondamentale dell'azienda. Voi producete vino al naturale sia bianco che rosso. Esatto, produciamo 2 vini bianchi, che sono dei vini bianchi macerati, e 4 vini rossi. In particolare utilizziamo solo varietà storiche maremmane di questo territorio, in particolar modo il Trebbiano toscano e il Procanico, soprattutto il Procanico è un vitigno storico di quest'area, e poi Ciligiolo, Sangiovese e il Canonau Grigio. E avete un metodo particolare? Esatto, abbiamo brevettato un metodo qui in azienda che è il metodo Corino. La proprietaria Antonella Manuli, insieme a quello che era il nostro agronomo enologo, il professor Lorenzo Corino, hanno deciso di brevettare un metodo che prende il nome dal professor Corino e è un po' il raccontare come noi facciamo il vino in maniera molto semplice, però per dare trasparenza ai nostri consumatori, per dire con certezza noi lo facciamo così, rispettiamo queste regole, rispettiamo questi principi cardine, proprio per garantirti un processo, perché nel mondo del vino naturale siamo ovviamente certificati biologici, però è un po' riduttivo definirci solo biologici, andiamo un po' oltre, quindi ci teniamo a identificarci con un determinato processo che è appunto il metodo Corino. Ci siamo fatti un giro, abbiamo visto la vigna madre e qui abbiamo una vigna particolare. Questa è la nostra vigna Scovaventi. È una vigna ad impianto ad alberello, come si intravede. L'alberello è un po' atipico da queste parti, però qui ha trovato il suo habitat ideale. In particolar modo questa è una vigna di Sangiovese, solo Sangiovese, ne abbiamo circa 14 biotipi diversi e ha la particolarità appunto che ha questo tronco principale, la parte dell'uva si forma nella parte bassa della pianta e il fogliame poi viene rilegato grazie al supporto di questo piccolo palo. In più
come si intravede, utilizziamo quelle che sono le nostre erbe mediche come pacciamatura. Che cos'è la pacciamatura? È semplicemente una sorta, io la definisco come cappellino, come scudo della pianta che la protegge, la difende dai raggi solari che arrivano in maniera diretta, dalle piogge torrenziali e al tempo stesso mantiene sempre un'umidità dei suoli, che per noi è fondamentale perché non irrigando artificialmente abbiamo bisogno di umidità, sempre, anche in estate quando qui si raggiungono anche temperature molto alte. Ho visto che è un'azienda al femminile. Esatto, anche se ringraziamo anche la presenza maschile perché è la parte più faticosa in vigna, però nella parte dell'accoglienza in particolar modo, oltre alla proprietaria ovviamente Antonella che è una donna e in quanto tale ci tiene molto alla figura femminile in azienda, noi ragazze dell'enoturismo siamo tutte donne, tutte ragazze giovani del territorio. Altra particolarità, tutte dei paesi del comune di Manciano e tutte comunque propense a una formazione all'interno dell'azienda vitivinicola e quindi a un miglioramento sempre di più grazie ad Antonella che ci permette questo ovviamente. Quindi lei ogni giorno lavora in mezzo a questa meraviglia. Sono fortunata, esatto, si può dire bene. Abbiamo un punto suggestivo poi che è lo Sky Deck. Esatto, lo Skydeck fa parte delle numerose attività enoturistiche che facciamo qui alla Maliosa, oltre alle classiche degustazioni, picnic, trekking, tour, passeggiate nei bike. Organizziamo in questo bellissimo punto panoramico con vista a 360 gradi proprio su tutta la Maremma collinare e il comune di Manciano, dei picnic al tramonto, quindi con il tramonto che cala dietro l'Argentario, ovviamente un'esperienza molto romantica dalle coppie ai piccoli gruppi, è veramente molto apprezzata soprattutto anche da un turismo estero. So che anche tanti giovani frequentano la vostra azienda agricola. Direi, non dico la totalità, però una buonissima percentuale. Di questo ne siamo fieri. Comunque i giovani sempre di più vanno a cercare delle realtà sostenibili e che soprattutto siano artigiane, di piccole produzioni, di nicchia, che comunque abbiano dei valori che siano alla base poi della produzione vera e propria, che quindi non si possono trovare nella grande distribuzione e vogliono vivere esperienze autentiche di questo tipo. Ma so che amano anche passare una notte sotto le stelle. Anche, esatto, ci siamo dimenticate, dolcissimo in fondo, delle nostre Starbox. Sono queste casette in legno, le possiamo definire delle micro cabin, dove all'interno c'è questo tatami. Si possono appunto anche qui all'interno della Starbox, si può fare il picnic al tramonto, un'esperienza molto romantica di coppia. La cosa più bella della Starbox è il tetto, perché il tetto si apre, quindi lascia spazio a questo cielo stellato. Il comune di Manciano è uno tra i più bui in tutta Italia, quindi questa è la nostra particolarità e quindi i cieli sono cieli mozzafiato veramente. E poi c'è l'occasione anche di visitare il territorio con i bellissimi borghi che sono qui intorno. Esatto, e da qui, da questo punto panoramico, si vede il borgo di Saturnia, il borgo di Montemerano, quindi da qui si ha una visione dall'alto di quello che è tutto il comune di Manciano. Ma che cos'è Manciano per lei? Manciano è una mia seconda casa, se vogliamo, perché appunto per la vicinanza da casa, però qui dove lavoro e dove passo poi la maggior parte della mia giornata, quindi posso dire che mi ha accolto venendo un po' dalla zona costiera e poi grazie alle mie colleghe sono entrata proprio quasi da locals all'interno della comunità di Manciano. Oggi abbiamo presentato questa vostra eccellenza, però poi qui sono tante altre le cantine sul territorio. Sì, la Maremma e in particolar modo il comune di Manciano è un territorio vitivinicolo. La viticoltura e la presenza di numerose piante di olivo, soprattutto centenarie, è la nostra forza e dobbiamo sempre di più crederci per far sì che poi anche dagli occhi esterni questo venga percepito. Vogliamo chiudere con un invito?
Veniteci a trovare alla Maliosa, veniteci a trovare qui in Maremma, abbiamo di tutto. Il bello del comune di Manciano è che abbiamo dalle colline alle terme, ai bellissimi borghi, si possono fare esperienze di qualsiasi tipo e soprattutto si vivono esperienze autentiche. Grazie a Caterina Tulino, e quindi Manciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate sul territorio di Manciano in provincia di Grosseto. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!